che vado a ciappare in culo, sempre dal dizionario di Giuseppe Boerio, è pistoria e trattoria. Pistore e pistoria sono due termini che si adoperano ancora in Brasile, che vengono dai veneti brasiliani, dai discendenti dei veneti che sono andati in Brasile. Pistore vuol dire panettiere, fornaio, è il sinonimo di forner, fornaro. E Boerio dice dal latino pistore, panettiere, colui che fa e vende pane. Adesso mi hanno messo a traduzione in inglese, il francese, ma insomma è a zontarò, ma non è così difficile da tradurre, dunque proverò a farlo. Pistoria dice corpo dell'edificio destinato a fare e vendere pane. Building where bread is made and sold. Bâtiment où le pain est fait vendu. E poi lo sono anche qualche altra lingua, per esempio in spagnolo, edificio donde se elabora y vende el pan. Gebäude in dem Brot hergestellt und verkauft wird. Questo è in tedesco. Poi lo provare in greco, in olandese, in russo, insomma in cinese, vabbè, poi che sono altre lingue. Questo è per quanto riguarda pistore e pistoria. Adesso andiamo a vedere il trattore con l'O serrato, dice, perché non metterà l'accento Boerio quando scrive le parole. Dunque scriverà con l'O serrato SM, cioè singolare maschile, pasticcere, quelli che fa ogni sorta di vivande per vendere. Poi c'è un altro significato che è trattore da seda, trattore e nel femminile trattoria, dicesi nell'uso a quello o a quella che trae la seta dei bozzoli. It is said in usage to the one or the one woman who draws the silk from the cocoons. On dit un usage à celui ou celle femme qui tire la soie del cocon. E la trattoria cosa è la trattoria? Non è quella dove ti va a mangiare, non era quella. La trattoria era una pasticceria, la bottega del pasticcere, the pastry shop, la patisserie. Dunque se vi è piaciuto il video mettete mi piace e se vuoi iscrivervi e continuare a seguire questi video che faccio anche su queste parole che vado a ricciappare. Ci vedremo al prossimo video.